che pur ritenendomi normalmente intelligente non possedevo allora, come non possiedo oggi, facoltà divinatorie. Chiude alle polemiche l'ex procuratore di Vicenza Antonio Foiadelli. Non ci sta a fare la parte del capro espiatorio di chi avrebbe dovuto capire cosa c'era dentro la Popolare di Vicenza quando nel 2002 la sua procura indagò sull'istituto di credito. A tirarlo in ballo, seppure indirettamente, è stato l'attuale procuratore generale Antonio Condorelli. Il magistrato aveva spiegato che l'attuale crisi delle popolari ha radici profonde e che rimane da chiarire se questo sia stato possibile per incrostazioni o opacità nella magistratura o se semplicemente si sia trattato di una mancanza di attenzione. Oggi a quelle dichiarazioni ribatte Foiadelli. Polemiche assolutamente inutili sotto ogni profilo. In particolare l'ex numero uno della Procura si chiede come sia possibile dire che i fatti avvenuti qualche anno fa e oggi oggetto di indagine abbiano una qualche relazione con quelli di cui la sua Procura si interessò nel 2002. Mi chiedo ancora come sia possibile tuttora ostinarsi a collegare tra loro fatti non solo indipendenti, ma fatti diversi e così lontani del tempo. Insomma, dopo l'indagine del 2002 di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Mi chiedo, ci sono stato io fino al 2003 come procuratore, poi è succeduto un altro collega, poi è succeduto ancora l'attuale procuratore di Vicenza. Mi chiedo se tra allora e oggi siamo vissuti tutti quanti in apnea. Rifarei tutto, chiarisce ai nostri microfoni Foiadelli. Ciò che noi magistrati di Vicenza facemmo allora rifaremmo esattamente oggi, naturalmente con riferimento a quei fatti.